Tu vedessi le famiglie delle persone che sono costrette a lavorare il giorno della domenica, che è giorno di riposo della famiglia, di incontro fra sposi, fra genitori e figli, vedere la tristezza che hanno dentro di loro, eppure sono costretti a dover essere in qualche maniera degli schiavetti che se ipoteticamente portano avanti il loro diritto di poter avere la giornata, vengono poi evidentemente spostati, maciullati e sono costretti, ma stanno soffrendo e soffrendo tanto. Dietro alle aperture festive dei centri commerciali, secondo il parroco di Dese Don Enrico Torta, c'è la stessa logica disumana dei disastri bancari degli ultimi mesi che hanno condotto centinaia di risparmiatori alla rovina. È tutta la realtà sociale di oggi che dipende dal potere del denaro, perché il denaro è un mezzo col quale si vive, il denaro è uno strumento di lavoro e di acquisto, però il problema grosso è che sta diventando veramente il Dio che schiaccia tutto. Io sono per l'avviso che è l'uomo, la dignità dell'uomo, la dignità della famiglia, la dignità della persona che deve venire prima di tutto. Un appello raccolto dalla Giunta regionale del Veneto che ha lanciato il tavolo etico sulle aperture domenicali. Lo scopo è coinvolgere i parlamentari veneti e la stessa grande distribuzione, parte della quale si è schierata contro le aperture, per modificare la legge nazionale che dal 2011 permette ai centri commerciali di alzare le serrande qualunque giorno dell'anno. Io mi auguro che il Veneto faccia ripartire il discorso a Roma, perché la proposta di legge giace dormiente da anni e il commercio non ha più tempo. Questa liberalizzazione sta bruciando posti di lavoro, è una bestemmia economica, poniamo fine a questa moria di posti di lavoro.